L'acqua alta aveva rallentato l'organizzazione dell'evento, ma Venezia.com ritorna. Si tratta dell'evento Mea Culpa. Di chi sarà la colpa? Vediamo. Sono trascorsi 10 anni da quel 14 novembre del 2009. 10 anni durante i quali per Venezia molte cose sono cambiate, molte altre no. Vi aspetto assieme a tutti i componenti di Venezia.com giovedì 12 dicembre alle ore 17:30 in sala San Leonardo a Cannareggio, Venezia. Torna a distanza di un mese l'evento organizzato dai membri di Venezia.com, rimandato a causa dell'acqua alta che ha colpito la città a metà novembre. Mi è dispiaciuto annullarlo, però dopo 2 giorni la tragedia abbiamo dovuto, più che altro per questioni logistiche, perché eravamo impegnati in aiuti vari e non potevamo di certo fare l'evento. L'avevamo già programmato prima di tutto quello che è successo, stiamo parlando del referendum, e quindi i problemi rimangono e sono sempre gli stessi prima e dopo il referendum, e quindi noi ragioneremo su problemi che sono i soliti, insomma. L'invito è quello a rimboccarsi le maniche. Inviteremo tutti a darsi da fare ancora di più per risolvere tutti i problemi che abbiamo. Noi trattiamo i problemi di Venezia, ma sappiamo che anche Mestre li ha. Durante l'evento non mancheranno le sorprese tipiche dell'associazione, con una raccolta firme speciale. C'è da dire che è probabilmente uno degli eventi benefici più importanti del Natale in Veneto è quello della cena di Santa Lucia a Padova. Oltre 1000 persone che in una sola serata hanno raccolto 95.000 euro. La cena di Santa Lucia si è confermata uno dei più grandi eventi di solidarietà della città di Padova. C'è un'apertura vera alla solidarietà, c'è un'apertura vera ai valori veri. Questa è la cosa che io vedo in questa città. Le parole di Graziano De Bellini, che dal 2002 organizza l'evento. Quest'anno il ricavato sarà devoluto a 7 progetti solidali in tutto il mondo. Questa cena raccoglie 100.000 euro di marginalità che viene distribuita ai progetti che voi vedete ogni anno. Quest'anno andiamo sempre agli ospedali aperti in Siria, cioè quindi ai bambini in particolare, poi il Venezuela, poi l'Amazzonia. Ma questi progetti sono solo la punta dell'iceberg. La realtà è che qui dentro c'è della gente che in questa serata è come una punta dell'iceberg, è gente che fa del bene secondo me tutto l'anno. Seduti ai tavoli nella grande sala allestita nel padiglione 11 all'interno della fiera, le istituzioni cittadine, sindaco, prefetto, il rettore dell'università, molti politici e il gotha degli industriali e della sanità, ma anche tante realtà che operano nel volontariato e che ogni giorno si impegnano per aiutare il prossimo, come i medici del QAM. Pensare che il Natale, anche nelle sue forme più amichevoli, di festa, eccetera, diventi carità nei confronti del più, mi sembra che sia davvero molto bello, il significato profondo anche di ritrovarci, di un far festa, che vuol dire ricordare anche le persone che stanno peggio di noi, meno fortunate, vicine e lontane. Protagonisti i volontari, tutti giovanissimi, che hanno allestito e preparato la cena. Un esempio di impegno verso il sociale celebrato nella giornata in cui Padova ha ricevuto ufficialmente il simbolo della capitale del volontariato dalla città polacca Kozice, che sancisce così il passaggio di consegne in vista del 2020. Una cosa molto importante, testimonia che Padova è veramente la capitale del volontariato. 18 anni, per cui un momento importante. Oggi abbiamo ritirato il vessillo che testimonia che Padova è veramente la capitale del volontariato. Sono orgoglioso di questo, sia del Sena di Santa Lucia che 18 anni, sia che Padova ha queste caratteristiche, capitale del volontariato. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.